Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi parlerò di una delle opere più celebri della collezione del cardinale Federico Borromeo e probabilmente uno dei dipinti più iconici dell'arte barocca, la Canestra di frutta di Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio. Questo dipinto, un olio su tela di dimensioni contenute, misura infatti appena 47 x 61 cm, rappresenta un semplice canestro di vimini colmo di frutti e foglie. Eppure, nonostante la sua apparente semplicità, è considerato un vero e proprio prototipo della natura morta, un genere pittorico che Caravaggio ha contribuito a elevare con il suo straordinario realismo. Immaginate di trovarvi di fronte a quest'opera. Al centro, un canestro che sembra quasi sporgere dalla tela, poggiato su una sottile linea di colore. I frutti al suo interno, alcuni freschi e rigogliosi, altri già bacati, ci offrono una rappresentazione tanto reale da sembrare quasi palpabile. Caravaggio dipinge ogni dettaglio con una precisione incredibile. Possiamo osservare le foglie che a poco si seccano e si accartocciano, come se il passare del tempo fosse impresso nella materia stessa della pittura. Il tutto si staglia contro uno sfondo neutro e astratto che lascia emergere la forza degli oggetti in primo piano. Questo dipinto fu realizzato da Caravaggio a Roma tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento. Gli studiosi ritengono che l'artista abbia riutilizzato una tela che precedentemente ospitava un altro dipinto, forse un'opera grottesca, ma ciò che rimane oggi è una delle più grandi testimonianze del suo genio. Federico Borromeo acquisì la Canestra di frutta durante il suo soggiorno romano, probabilmente grazie all'intercessione di due importanti mecenati di Caravaggio, i cardinali Francesco Maria del Monte e Benedetto Giustiniani. Ma ciò che rende questo dipinto davvero speciale non è solo la sua impeccabile esecuzione tecnica. Federico Borromeo stesso, che ammirava profondamente l'opera, ne parlò più volte nei suoi scritti, paragonandola ai capolavori dei pittori fiamminghi per la sua attenzione al dettaglio e per il soggetto legato alla natura. Borromeo era talmente affascinato dalla bellezza e dall'eccellenza di quest'opera che affermò di non essere riuscito a trovare nulla che potesse confrontarsi con essa, definendola unica e incomparabile. La Canestra di frutta è stata interpretata in molti modi, anche in chiave religiosa. La combinazione di frutti freschi e frutti già bacati, unita al progressivo dissecarsi delle foglie, sembra infatti volerci raccontare il passare inesorabile del tempo e la caducità della vita stessa. Caravaggio, col suo stile inconfondibile, riesce a far emergere la tensione tra la vita e la morte, il dinamismo del tempo che sfugge e che, inevitabilmente, consuma ogni cosa. Quest'opera è un vero capolavoro che vi invito a scoprire dal vivo alla Pinacoteca Ambrosiana. Il realismo di Caravaggio non solo colpisce l'occhio, ma cattura lo spettatore, facendolo riflettere sui temi universali come il tempo, la bellezza e la fragilità della vita. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.